Scusi, lei ha avuto di recente un incontro con Renzi o mi sbaglio? Io l'ho visto a Treviso all'Assemblea degli Industriali, non ho parlato assolutamente di nulla perché a parte il fatto che adesso bisogna parlare con il Presidente del Consiglio, vado a parlarci di persona, non ho bisogno di fermarlo all'Assemblea degli Industriali da altre parti. Però il tema è chiaro, adesso guardi, per giovedì avremo la legge di stabilità, che è la vecchia finanziaria per capirci, adesso la chiamano legge di stabilità. Avremo il bilancio del 2016, andremo a vedere quali saranno le risorse, perché al di là delle promesse, che io le sottoscrivo tutte, però tu quando vai a dire ai cittadini che eliminerai l'IMU, devi essere anche così corretto di dire che l'IMU l'hai messa tu. Sì. Quindi... E i cittadini devono essere anche così, come si può dire, attenti a ricordarsi le robe, perché l'IMU è stata introdotta da questa maggioranza di governo nel 2012, perché la maggioranza che io ho rappresentato e ero ministro ha tolto l'ICI, sparita l'ICI, dopodiché questi non hanno più chiamata ICI ma l'hanno chiamata IMU. Adesso non è che si possono fare standing ovation per uno che dice che toglie l'IMU che te l'ha messa lui. È come che uno che ti mette le catene ti tiene incatenato e segregato, dopo 6 mesi dice ma ti libero e tu batti le mani grazie. Cioè ti ricorderai chi cavolo ti ha messo le catene. E comunque vorremmo capire da dove si prendono anche i soldi a questo punto, perché io ho il terrore che si taglino dalla sanità. Sì.